Coronavirus, stop a interventi chirurgici non urgenti, visite ed esami negli ospedali veneti. La regione si prepara al peggio. Zaia, ci stiamo preparando, dobbiamo dare la precedenza su tutto ai letti di terapia intensiva. Da chi suona al campanello per fare il tampone ai grandi truffatori internazionali che vendono a più stati gli stessi dispositivi, truffata di 500.000 mascherine, anche la regione del Veneto. Dietro al bancone delle farmacie senza le opportune tutele, il timore dei farmacisti, così rischiamo di contagiarci e chiudere presidi fondamentali. Sicurezza per i lavoratori nelle fabbriche ancora aperte, giornata di agitazioni diffuse, oggi in concomitanza con l'incontro a Roma tra governo e sindacati, l'assessore Donazzan, attiviamo gli Spisal. Distanza di sicurezza tra i clienti, rispetto delle norme anticontagio a Treviso, controlli della polizia locale nei supermercati. L'epidemia potrebbe far slittare le elezioni comunali e regionali di maggio, lo prevede una bozza ancora provvisoria del nuovo decreto, si potrebbe votare a ottobre o dicembre. Il sindaco di Albettone, Gio Formaggio, espone sul balcone di casa il numero di cellulare, si rivolge ai suoi cittadini per informazioni o aiuto. Chiamateli. Edizione regionale dei nostri notiziari, buonasera, ben ritrovati a tutti voi. Allora, come sempre partiamo proprio dalla tabella, partiamo dai numeri. Purtroppo vi possiamo mandare ancora i numeri che sono stati diffusi dall'azienda Zero questa mattina alle ore 7:30. Non è ancora stato diramato l'aggiornamento che tendenzialmente in questi giorni arriva verso le 19:30, 20 della sera. Dunque, questi sono i numeri, 1595 sono i contagiati nella regione del Veneto con un aumento di 137 casi tra ieri e oggi e poi ci sono 2 nuovi decessi nuovamente purtroppo riconducibili al cluster di Treviso, decessi appunto all'ospedale di Treviso, 1595, ma vi ricordo che questi sono i dati delle 7:30 di questa mattina, quindi purtroppo ci aspettiamo numeri in aumento. Vi terremo aggiornati ovviamente quando arriverà il nuovo bollettino dell'azienda Zero. Però in apertura torniamo a dare voce al presidente della regione Luca Zaia che, anticipando il piano Marshall della sanità, ha già dichiarato che gli interventi non urgenti saranno fatti slittare, così come altri provvedimenti. Allora ascoltiamolo. Sospensione con effetto immediato di tutta l'attività chirurgica programmata, dopo vi do il testo, programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post-operatoria, ad eccezione ovviamente degli interventi indifferibili. Vuol dire che si vanno in sala operatoria solo con le urgenze, malati oncologici che sono alla fine del loro percorso chemioterapico o radioterapico e quindi sono pronti per essere operati. Ci si sta preparando al peggio, il piano Marshall della sanità veneta è pronto. Il governatore Zaia, nell'ormai quotidiano punto stampa di aggiornamento sull'andamento dell'epidemia, è chiaro, bisogna concentrare tutte le risorse sulle terapie intensive degli ospedali in vista del picco oltre il quale salta la sostenibilità del sistema sanitario. Il tema non è la capacità di operare, chiarisce Zaia, ma di occupare un letto in terapia intensiva. Quindi, salve ovviamente le urgenze, stop agli interventi chirurgici, alle visite specialistiche ambulatoriali, chiusi URP e CUP, prenotazioni da ora solo via telefono o internet, farmaci ospedalieri distribuiti nelle farmacie, sospesa l'attività del Dipartimento Prevenzione salvo urgenze ed attività vaccinali. Noi stiamo lavorando sul fronte delle terapie intensive, abbiamo i nostri 494 posti più altri, insomma ragionevolmente consideriamo di arrivare a 700. Stiamo attendendo una prima fornitura, noi abbiamo già comprato macchine per conto nostro finché ci siamo riusciti, dopodiché stiamo attendendo un arrivo di 90 più 12, sono 102 macchine che ho concordato a livello nazionale nella distribuzione nazionale, ne attendiamo almeno altre 100 e più macchine riusciamo a portare a casa, più postazioni riusciamo a garantire. C'è una grande difficoltà di approvvigionarsi sul mercato di attrezzature e macchinari per i letti di terapia intensiva. La regione, continua Zaia, sta negoziando forniture in mezzo mondo. Siamo attrezzati al peggio, vi ricordo che l'algoritmo ci dice che per i posti base di terapia intensiva con questa curva, se i cittadini non stanno a casa, non controllano e non rispettano le regole e se non c'è una flessione della curva, io mi auguro che ci sia, se questo non accade noi verso
28-26 marzo, secondo il modello, andiamo all'esaurimento dei posti base di terapia intensiva. A quel punto entrano in campo i 150 accessori e poi speriamo di averne attivati altri. Ne avevamo parlato in apertura e siamo in grado di farvi vedere il nuovo bollettino perché è appena arrivato. Allora prego la regia, abbiamo aperto anche, abbiamo l'ausilio della nostra tecnologia, eccolo, è quello che vedete. Allora, rispetto a questa mattina ci sono 78 nuovi casi, stamattina erano 1595, adesso siamo a 1673, ma la notizia, quella più pesante, è che ci sono 8 nuovi decessi, sono 2 riconducibili all'ospedale di Treviso, 1 a Conegliano, 1 a Piove di Sacco e 1 presso l'ospedale di Bassano. In tutto, da quando è iniziata l'emergenza, i decessi in Veneto sono 50. Questi sono i numeri, il bollettino è arrivato davvero in questo momento, poi eventualmente potremo rimandarlo in onda anche ovviamente nelle nostre edizioni a seguire. Quindi più 78 casi nella giornata di oggi. Adesso invece andiamo a toccare un altro tema, quello delle truffe, perché ovviamente quando c'è un'emergenza ci sono sempre gli sciacalli. Guardate. Un camion di mascherine mai arrivate, 550.000 già pagate al 50% dalla Regione del Veneto. Peccato che quella fornitura proveniente dalla Svizzera era già stata offerta a 3 clienti. Una guerra tra poveri e forse soltanto l'ennesimo tentativo di speculare di fronte all'emergenza, perché quelle mascherine mai arrivate potrebbero essere già sul mercato del web, magari vendute a prezzo d'oro. Oltre a tutti i delinquenti e i truffatori che ci sono sul mercato internazionale. 9 offerte su 10 ci chiedono pagamento anticipato al 100% come fossimo dei delinquenti e 9 volte su 10 c'è il rischio di trovare una truffa dietro a questo. A noi è capitato addirittura che un carico di mascherine di 550.000 mascherine abbiamo scoperto essere stato venduto a 3 realtà diverse, una delle 3 eravamo noi. E così il Veneto, che sa far da sé, potrebbe arrivare ad autoprodurle. L'annuncio è stato dato proprio oggi dal presidente Zaia, che però ha messo fin da subito le mani avanti, perché per l'autoproduzione di dispositivi medici di questo tipo sono necessarie autorizzazioni che potrebbero non arrivare così presto. E dalle mascherine alle speculazioni sui beni di prima necessità, è di questo pomeriggio la denuncia di Coldiretti sulla speculazione sul prezzo del latte. Utilizzando come pretesto la chiusura di bar e ristoranti, ci sarebbe in atto una manovra meschina per pagare a prezzi stracciati alimenti deperibili, la cui produzione non può essere fermata nelle stalle. E poi, se nei comuni e nei quartieri si stanno moltiplicando le azioni di solidarietà dei giovani nei confronti degli anziani con il servizio di spesa a domicilio, ci sarebbe anche chi in queste ore sta promettendo tamponi a casa nel tentativo di farsi aprire le porte. Attenzione ai truffatori, chi chiama pare si presenti come un'operatrice della protezione civile, ma nessuno, tantomeno sprovvisto di tesserino, verrà mai mandato nelle vostre case per questo. La procedura per far eseguire un tampone è ben altra. Di nuovo sul computer, perché abbiamo un po' ingrandito le immagini in modo da poter rendere chiaro per tutti quello che sta accadendo. Eccolo qui, questo è il nuovo bollettino, il bollettino delle 18:30 emanato dall'azienda Zero. 1673 contagi più 78, adesso potete vederlo bene. Ed ora il racconto di un farmacista che preferisce rimanere anonimo per tutelare il suo posto di lavoro e denuncia come non si lavori con le opportune precauzioni. Noi ci sentiamo poco tutelati principalmente perché non sono disponibili nessun tipo di mezzo di protezione, che sia la mascherina piuttosto che il gel, che sono praticamente introvabili, adesso li troviamo a fatica. Abbiamo ordinato delle strutture di plexiglass a protezione del bancone che ancora non sono arrivate, le stiamo aspettando. Per quanto cerchiamo di far mantenere le distanze di sicurezza, comunque i pazienti, molti sono anziani, non sentono, cercano di avvicinarsi al bancone, tirano l'orecchio, vengono vicini. Molti entrano anche se dovrebbero stare a casa per semplice bisogno di compagnia perché non possono fare nient'altro.
e non abbiamo modo di difenderci in nessun modo. Appunto, le mascherine sappiamo che non ci sono, sappiamo che non arrivano e non ci possiamo fare nulla, e lo capiamo, non ci sono neanche per gli ospedali. Raggiunto al telefono, un farmacista in forma anonima ha espresso la sua preoccupazione perché non si sente tutelato. Ha parlato a nome anche di altri colleghi, proprio loro che devono vendere farmaci spesso essenziali. Una proposta ci sarebbe, ma non si può attuare. Esiste un metodo a difesa nostra che si può fare, è una cosa prevista nel turno e che dovremmo essere autorizzati a fare a livello centrale, ovvero operare a battenti chiusi. La serranda rimane giù, c'è una sicurezza tra noi e il paziente può semplicemente suonare il campanello e noi gli diamo tutto quello di cui ha bisogno, stando però riparati all'interno della farmacia, mentre il paziente attende fuori. Questa cosa noi non la possiamo fare a meno che non siamo autorizzati a livello centrale, perché compiamo un reato nel momento in cui tiriamo giù la serranda, perché è interruzione in pubblico servizio. Ne abbiamo parlato con l'ordine, sono arrivate anche diverse circolari dall'ordine dei farmacisti a tutti gli iscritti che ci informano che stanno facendo tutto il possibile, hanno mandato molte richieste alla Regione piuttosto che al Ministero della Salute e non vengono assolutamente ascoltati, non ricevono nessun tipo di risposta. Chiedono di essere convocati al tavolo per parlare dei problemi, non vengono contattati e non siamo considerati. Ci hanno proprio mandato una circolare dicendo: ci dispiace, non siamo considerati, non sappiamo come procedere. Un messaggio poi è rivolto anche ai cittadini. Noi non vogliamo far mancare il servizio della cittadinanza, ci mancherebbe, ma bisogna che la cittadinanza di prima persona capisca che si viene in farmacia per l'urgenza del farmaco, non si viene in farmacia a comprare la crema o a comprare quello che ci passa per la testa giusto per avere l'autorizzazione a uscire di casa. In questo momento bisogna stare a casa e bisogna che le farmacie e i farmacisti possano operare in sicurezza, perché nel caso un solo dipendente della farmacia risulti positivo al coronavirus, la farmacia viene chiusa per 15 giorni e poi la persona che vive nel paesino deve prendere la macchina e farsi magari 10-15 km per andare alla farmacia più vicina. Nel momento in cui anche quella chiude e cominciano a chiudere tutte le farmacie, restano chiuse 15 giorni, il servizio si interrompe. So per certo che nel veneziano ci sono già almeno una, lo so direttamente, farmacia che è stata chiusa per questo motivo e ho sentito voci di altre, ma di queste non posso ovviamente dire perché sono voci, ma di una ho contatti diretti con i dipendenti. E questi sono i farmacisti, ma lo stesso tipo di denuncia arriva anche dalle imprese. Proprio per questo oggi è stata una giornata di agitazione diffusa, si è fermato il comparto metalmeccanico, ieri lo sciopero di Fincantieri. Vi anticipiamo anche una prima risposta dell'assessore Elena Donazzan in merito al tavolo che c'è stato proprio oggi a Roma tra governo e sindacati. Loro sono i lavoratori dell'Electrolux che oggi hanno deciso di restare sul posto di lavoro. Sono circa il 40% del personale dell'azienda metalmeccanica, perché il restante 60% è rimasto a casa. Nel pomeriggio l'adesione allo sciopero è stata più massiccia, circa l'85% dei lavoratori si è fermato. Di fatto per chiedere il rispetto delle norme di sicurezza contenute nel decreto per arginare l'emergenza coronavirus. Sono le loro condizioni di lavoro sotto accusa, situazioni di promiscuità inequivocabili che di fatto mettono a rischio loro e le loro famiglie. Ieri si sono fermati anche i colleghi di Fincantieri per 2 ore, mentre oggi l'azienda metalmeccanica si è fermata per tutto il giorno. Crediamo che quel decreto che ha stabilito che le attività produttive dei reparti produttivi possono rimanere aperti è stato un decreto che ha discriminato i lavoratori, in quanto gli operai stanno nel posto di lavoro, il virus non si ferma alle porte dei cancelli delle fabbriche e gli operai non sono carne da macello, e quindi noi chiediamo che precauzionalmente, per il tempo in cui rimane questo virus che sta colpendo la popolazione, ritenuto altamente contagioso, anche i lavoratori, anche gli operai non indispensabili, delle attività non indispensabili, possono essere lasciati tranquillamente a casa. Indispensabili come le aziende che producono alimenti o dispositivi medici, ma non impianti per la ristorazione o elettrodomestici. Astensione al lavoro della stessa durata anche per l'IRCA di Vittorio Veneto, gruppo Zoppas. 2 giorni di sciopero invece sono stati proclamati alla sede di Oderzo dell'azienda Primo Sole Components, stabilimento che produce componentistica per il reparto automobilistico. Macchine ferme anche alla Stiga di Castelfranco Veneto, azienda che produce trattorini rasaerba. In discussione sono le linee di produzione. Ci sono lavoratori che sono promiscui, lavorano molto spesso a meno 1 metro di distanza, usiamo mascherine, usiamo altre tutele, però non sono sufficienti. In Veneto sono
sono oltre 150 le aziende industriali che hanno scelto autonomamente di fermarsi o ridurre l'attività attivando la cassa integrazione ordinaria. Intanto oggi l'assessore Elena Donazzana, che ha incontrato in videoconferenza le associazioni imprenditoriali e i sindacati, ha ribadito la necessità di tutelare la salute dei lavoratori ad ogni costo, annunciando un'intensificazione dei controlli da parte dello Spisal. Una certificazione di fatto che dovrebbe provenire dagli Spisal, che andranno a fare le verifiche nel caso di controversia, se quell'azienda rispetta o meno quelle che saranno le indicazioni di questo vademecum. Questo è quello che vi posso anticipare. E io vi posso anticipare una notizia che è appena arrivata: nuovo sciopero previsto per lunedì 16. La notizia è davvero di ora, perché i vertici sindacali della CGIL di Vicenza hanno segnalato la presenza di 2 casi di coronavirus all'interno della FIS SPA di Montecchio Maggiore, mentre un terzo eventuale caso è attualmente al vaglio dell'autorità. Dunque hanno già dichiarato che ci sarà uno sciopero lunedì 16. Allora, adesso andiamo a Treviso invece, dove scattano le misure governative dedicate a limitare i contagi. Andiamo a vederlo insieme alla Polizia Municipale. Da questa mattina lunghe file si stanno accalcando al di fuori dei negozi di alimentari e dei supermercati. Di norma quasi tutte le persone stanno a distanza di 1 metro. Nonostante tutto, però, sono numerose le segnalazioni che ci giungono in redazione per protestare. Per molti, quando vanno a fare la spesa, le distanze di sicurezza non vengono rispettate. Ecco allora che per far rispettare le misure governative dedicate a limitare i contagi da coronavirus, anche gli agenti della Polizia Municipale di Treviso sono scesi in campo in forze nelle ultime ore. 4 i supermercati controllati stamani, poi risultati in regola. Le attività di controllo si sono poi protratte anche nel pomeriggio e proseguiranno anche nei prossimi giorni. Certo, i controlli proseguiranno tutti i giorni, soprattutto anche in Borghese. Faremo tutto il giro dei supermercati in modo tale che i supermercati debbano rispettare quella che è la normativa, quindi tutti i clienti devono stare a 1 metro di distanza. Quindi raccomandiamo a tutti i direttori dei supermercati di attenersi scrupolosamente a quella che è la normativa. Con l'avvicinarsi del weekend pare che in tanti stiano facendo una corsa ai rifornimenti di cibo, forse pensando che i supermercati restino chiusi sabato e domenica. Probabilmente non sono state comprese appieno le nuove disposizioni del governo per contrastare l'emergenza coronavirus. È bene ricordare che secondo il decreto dell'11 marzo i supermercati, in quanto fornitori di beni di prima necessità, saranno aperti. Sarà quindi possibile fare la spesa anche nel weekend, evitando file e assembramenti di persone che vanno contro la logica stessa del decreto, che ha previsto l'apertura anche sabato e domenica proprio per evitare disagi. Non c'è alcuna ragione di affrettarsi, perché sarà garantito regolarmente l'approvvigionamento alimentare anche nei centri commerciali. Saranno chiusi i negozi delle gallerie, ma resterà aperto il supermercato per i beni di prima necessità. Da controlli a controlli, adesso vi facciamo vedere quelli di Interforze. Siamo nel Bellunese per stanare i furbetti delle seconde case. Salve signora. Tornando dal lavoro. Spenga la macchina per cortesia. Allora, patente, carta di circolazione ed eventuale autocertificazione, per favore. Ha preso il via l'operazione Interforze denominata State a casa, i primissimi controlli in Sinistra Piave all'altezza della rotonda del Ponte Bailey a Belluno. È qui che sono state intercettate le auto dirette verso il centro città, il Nevegal e Limana. Sono partiti i controlli dei carabinieri e delle forze di polizia che da ieri hanno predisposto un maxi controllo, un maxi monitoraggio del territorio per evitare che durante questo weekend arrivino persone da fuori provincia dirette verso le seconde case. Vedete, ci sono già i primi controlli degli uomini dell'Arma che devono verificare innanzitutto le autocertificazioni di chi si sta muovendo in queste ore. Più di 140 pattuglie monitoreranno il territorio bellunese per tutto il weekend e a sentire soprattutto chi vive nelle terre alte le sanzioni non mancheranno, se è vero, come risulta, che alla Chetichella in tanti stanno raggiungendo le seconde case adducendo scuse non contemplate dal nuovo DPCM. L'attività disposta e coordinata dalla Prefettura di Belluno vede in campo tutte le forze di polizia, comprese le pattuglie delle municipali dei comuni bellunesi e l'elicottero del 14° nucleo carabinieri di stanza all'aeroporto dell'Oro.
La presenza in forze dei militari ha suscitato curiosità fra la gente, eppure qualche moto di stizza fra chi l'ha presa male, incurante della responsabilità penale che comporta il non rispetto della legge. Evidentemente l'ordine di restare a casa, che sintetizza la necessità di evitare al massimo la diffusione del virus, per qualcuno resta incomprensibile. Fortunatamente a prevalere è il senso civico dei più. Da Belluno a Vicenza, anche qui i parchi pubblici sono chiusi, tutti tranne Campomarzo, perché non è un parco recintato, il famoso Campomarzo in cui si erano concentrate le azioni del comune per garantire la sicurezza. Vabbè. Andiamo verso la Stanga. Parchi e giardini chiusi anche a Vicenza. Nelle scorse ore il sindaco Rucco ha fatto un sopralluogo nei diversi giardini pubblici della città e poi i cancelli si sono chiusi alle sue spalle. Parchi, luoghi di ritrovo di mamme con bambini, di nonni con i nipoti, di gente che porta a spasso il cane, che da oggi fino al 3 aprile non ne potranno godere. Anche questi luoghi sono a rischio aggregazione. I vialetti di ghiaino, il verde, le aiuole e i fiori che stanno sbocciando saranno ad uso e consumo dei piccioni. Cancelli che si chiudono anche a spacciatori nulla facenti che nonostante le prescrizioni continuano a ritrovarsi, ma non tutti i parchi si possono chiudere. Vicenza ha chiuso i suoi parchi, i suoi giardini pubblici per evitare assembramenti. Campomarzo però è impossibile da chiudere, non ci possono essere recinzioni e quindi la gente continua a frequentarlo e anche con assembramenti, come potete vedere anche alle mie spalle. Impossibile da chiudere Campomarzo, vi si può solo transitare, ma nonostante le disposizioni ancora oggi sulle panchine del parco, diventate praticamente punto di ritrovo e riferimento, si formano piccoli capannelli di immigrati. Campomarzo rimane il loro territorio nonostante Covid-19, nonostante decreti governativi ed ordinanze, nonostante severe prescrizioni a non uscire se non per motivi validi, salute, lavoro. Saranno le forze dell'ordine, esercito, polizia locale, volanti che dovranno intervenire. A Padova a restare a casa. Attenzione, messaggio a tutti i cittadini. In ottemperanza del decreto del Presidente del Consiglio e a tutela della salute di tutti, invitiamo i cittadini a rimanere in casa il più possibile. Questo il messaggio che riecheggia dagli altoparlanti dei 3 mezzi della Protezione Civile di Padova, che da giovedì sera corrono nei quartieri della città per informare i cittadini. Un messaggio per chiedere la collaborazione di tutti, questo negli intenti dell'amministrazione comunale. Sono giorni decisivi nei quali ci aspettiamo, secondo i calcoli e i modelli delle autorità sanitarie, il picco dei casi, ha fatto sapere il sindaco Sergio Giordani in una nota. È quindi necessario agire subito e in ogni modo per invitare la popolazione a rispettare alla lettera le prescrizioni. Limitando gli spostamenti solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di necessità, per motivi di salute o per gravi motivi familiari. Grazie per la vostra collaborazione. Politica, potrebbero slittare le elezioni comunali e regionali. Potrebbero slittare tra il 15 di ottobre e il 15 dicembre del 2020. Lo prevede una bozza ancora provvisoria e soggetta dunque a possibili modifiche del decreto coronavirus. La stessa bozza prevede la proroga di 3 mesi rispetto alla durata prevista fino ad ora dalla legge del mandato delle giunte regionali a statuto ordinario in scadenza. Si tratta di Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Ed in questi giorni di sosta forzata Antena 3 vi propone dei momenti di riflessione insieme al Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Ogni giorno una riflessione sulla Quaresima in questo momento così difficile per tutti. Ascoltate. Una riflessione quotidiana su questo tempo e sulla Quaresima e le celebrazioni della Santa Messa in diretta. Questi momenti di incontro con il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, nella programmazione delle prossime settimane di Antena 3. Inizieremo domenica prossima alle 15 con la celebrazione dalla Chiesa Trevigiana di Santa Maria Maggiore e la preghiera alla Madonna Granda. Poi da lunedì ogni giorno alle 8:30 e alle 9:30 un momento di riflessione quotidiana sulla Quaresima in questo tempo di contagio e restrizioni. Ci troviamo ad affrontare tutti assieme un'emergenza
un'emergenza che ci ha sorpresi, ci ha colpiti, però insieme col senso di responsabilità e con la scoperta che anche cambiando il nostro stile di vita possiamo essere a servizio degli altri, possiamo aiutare a bloccare la diffusione del virus. È il senso della solidarietà nella responsabilità verso gli altri, il tema del messaggio del Vescovo di Treviso a tutta la diocesi. Una prova importante, questo contagio nel tempo della Quaresima, che dobbiamo affrontare convinti che presto arriverà la Pasqua di rinascita per le nostre comunità. Per questo la nostra preparazione deve essere soprattutto al servizio degli altri. Siamo tutti utili a tutti, anche tenendoci lontani, anzi proprio perché limitiamo i contatti tra di noi. È una bella responsabilità che ci viene data, è una responsabilità che possiamo avere tutti quanti insieme. Monsignor Tomasi in questo momento si rivolge soprattutto agli anziani e ai più piccoli, con le parole di Papa Giovanni Paolo II. Non abbiate paura, stare a casa non significa essere imprigionati. State a casa, se riuscite pregate, guardate la televisione, telefonate magari ai nipoti o ai figli o a un'amica che sapete che non ha nessuno, a un amico che da tanto tempo non vedevate. Non lasciatevi prendere davvero dallo sconforto, è una situazione dalla quale usciremo tutti assieme. E anche ai bambini dico, a casa giocate, divertitevi, guardate, disegnate, riempite di colori i vostri fogli e riposatevi anche un pochino. Scoprirete che la casa ha tanti begli angoli dove poter giocare, dove poter stare, e portate a tutti il vostro sorriso. Gli adulti hanno bisogno del vostro sorriso e della vostra allegria. E se questo è il messaggio bellissimo che arriva dalla Chiesa, guardate invece che cosa ha pensato il sindaco di Albettone, Gio Formaggio. E voilà, lo striscione è servito. Coronavirus. Per informazioni e aiuto chiamate il sindaco. E di seguito il numero di cellulare di Gio Formaggio, lo sceriffo di Albettone. Da oggi in poi e per tutta la durata dell'emergenza, dal balcone del municipio ci sarà questo messaggio per tutti i cittadini. E già, oltre al virus, il contagio più pericoloso è quello della paura. Per questo Gio Formaggio ha dato la risposta più diretta che possa esserci: mettere a disposizione il suo numero di telefono personale, come si fa con gli amici. Un gesto forse senza precedenti, che il sindaco spiega con questo videomessaggio che ci ha inviato in redazione. Ho pensato a questo cartello perché non tutti i cittadini sono smart e hanno Facebook, WhatsApp e altri social. Ho pensato a questo cartello perché c'è il mio numero di telefono e chiunque deve assolutamente chiamare il sindaco per qualsiasi informazione oppure anche per una parola di conforto, perché abbiamo bisogno in questo periodo di stare vicini, essere informati. Quindi invito gli anziani e tutti coloro i quali hanno bisogno di una parola del loro sindaco a chiamarmi 24 ore su 24. Stiamo uniti e vinceremo questa battaglia. Un'ultimissima notizia prima di salutarci arriva da Fincantieri, che ha deciso di chiudere tutti i siti produttivi. Tutti gli stabilimenti italiani saranno chiusi fino al 29 di marzo e verranno utilizzate per i lavoratori le ferie, anticipandole rispetto alla prevista chiusura estiva. Questa è una notizia davvero battuta in questo momento dall'ANSA. Ed ora vi faccio vedere l'IBAN, perché è stato attivato un conto corrente della Regione per convogliare le tante offerte di aiuto che stanno arrivando al sistema sanitario del Veneto. Una raccolta fondi per sostenere il Veneto che lotta contro il virus. Annotatevelo, è quello che vedete in questo momento apparire sullo schermo, ma ovviamente ve lo mostreremo svariate volte nelle nostre edizioni dei notiziari. Io vi ricordo che alle 20 in diretta, intervistato da Ferdinando Avarino, ci sarà Giorgio Palù, il virologo dell'Università di Padova e presidente della Società Europea di Virologia. Grazie per essere stati in nostra compagnia, questa edizione termina qui, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al Meteo.
Una perturbazione raggiunge il nostro territorio, ma sarà solamente di passaggio nella giornata di sabato 14 marzo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino il cielo risulterà molto nuvoloso e coperto, dapprima fenomeni deboli e sparsi, poi via via più diffusi sulla nostra regione. Generale miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 15 gradi all'incirca. E sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con cielo grigio e piovaschi un po' dappertutto, anche in questo caso in esaurimento entro la notte. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime oscillanti invece tra i 13 e i 15 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà identica con instabilità diffusa e piogge un po' dappertutto. Temperature minime sui 4 gradi, massime invece fino a 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.